essere intervenuti, grazie a Riccardo. Aspetta. Vai. Grazie a Riccardo che ci ha raggiunto, ha ascoltato i nostri problemi soprattutto riguardo al problema della viabilità. Lascio a lui l'onere e l'onore di concludere questo aperitivo tutti assieme, grazie. Rossella mi sta chiedendo, anzi mi ha chiesto, Angelo, seduto. mi ha chiesto 2 mesi fa, più o meno, di venire a passare alcune ore di campagna elettorale per lei. Siccome era in discussione la presenza o meno dei socialisti nuovo al governo dopo diversi anni, io ho titubato abbastanza perché c'era l'opportunità di venire a darle una mano, pur non essendo residente, quindi non posso votarla, cercando di affrontare un paio di questioni con certezza. Me ne ha sottoposte 3, su un paio io spero la prossima settimana di avere qualche notizia da darle e da darvi, e riguardano il sottopasso ferroviario e riguardano l'attraversamento extra paese del traffico più pesante, problema che hanno moltissimi centri. I centri storici non ce l'hanno più perché ormai sono diventati a traffico limitato, ma i paesi medio-grandi e le città questo problema ce l'hanno quasi per intero, non avendo l'Italia la tradizione, salvo pochissime città, di avere circonvallazioni che bypassano i centri delle città. Noi abbiamo molti paesi in giro per l'Italia che sembrano, se ricordate il film western, che sembra nel Paso, dove ci sono le case a destra e a sinistra e nel mezzo la strada principale da dove passano trasporti pesanti, trasporti leggeri, auto, biciclette, motorini, eccetera. Spero di darle qualche buona notizia tra qualche giorno sui 2 temi. Lei mi conosce, io sono o sì o no. Sì o no vuol dire che se riusciamo a reperire i finanziamenti facciamo un regalo ai cittadini del comune, diversamente bisogna programmare interventi nel medio-lungo periodo perché le casse, e lei se vincerà le elezioni lo capirà subito, le casse degli enti locali e dello Stato sono semi-vuote. Noi dovremo abituarci, è l'unico suggerimento che le do perché per il resto è bravissima, ed ha un pessimo difetto. Il pessimo difetto è che è tosta. Io ci ho litigato una volta, alcuni anni fa, un paio d'anni fa, prima di un congresso, e poi ci siamo uniti bene perché abbiamo litigato. È molto simile a Oriana Fallaci, che ha idee chiare e le difende sempre con grandissima fermezza. Non so se sia un merito, non so se io penso di sì, ma nella vita in genere se non si fa attenzione diventa un boomerang. So che è un merito per gli amministratori, perché governare, diceva un grande francese, è scegliere. Quando hai il portafoglio pieno tu puoi dire anche questa cosa la faccio, anche questa, anche quest'altra. Ora invece devi avere la forza di dire ai cittadini: se vinco le elezioni questa cosa la fo, se vinco le elezioni quest'altra cosa non posso farla perché non c'è bilancio. Quindi un linguaggio molto chiaro. Chiunque governerà nei prossimi anni, sicuramente la prossima legislatura, avrà un bilancio poverissimo, poverissimo. Non c'è più spesa pubblica in Italia e qualsiasi governo nazionale, questo o quello che arriverà quando arriverà, il primo punto non è soltanto il risanamento, ma sarà rilanciare l'economia per provare a riprodurre ricchezza. Ci sono 3 modi per farlo, tutti e 3 tradizionalissimi. C'è un modo storico che è quello liberista di tagliare le tasse, c'è quello keynesiano di aumentare i finanziamenti per le opere pubbliche, e ce n'è un terzo che io prediligo, che è quello di rilanciare gli investimenti pubblici e privati per aumentare la ricchezza sociale e quindi consentire poi alle famiglie di spendere di più. Dovremo spendere di più anche nei ministeri, quindi il Ministero delle Infrastrutture dovrà spendere di più, perché le grandi e le piccole infrastrutture italiane sono debolissime, hanno delle voragini terribili. L'ultima questione, che fa il paio anche con il simbolo che avete presentato, troverete un simbolo simile alle elezioni europee. In questo collegio fa il paio con te un'ottima candidata che è la sindaco di Stella,
la città di Pertini, già venuta. Mercoledì scorso. Benissimo, quindi sapete benissimo cosa fare. Qui avete la fortuna di accoppiare quindi 2 candidate femminili. C'è una legge che vi obbliga. Noi dovremmo essere, come siamo stati spesso nel tempo, eretici, di anticipare alcune eresie. Perché il riformismo compagna esattamente questo. Bisogna chiacchierare di meno, io vedo, sono spesso in macchina per muovermi e quindi leggo i giornali, i libri, vado sulla rete e vedo un sacco di chiacchiere. Meglio un manifesto attaccato che una chiacchiera sulla rete. E in genere chi chiacchiera di più è anche quello che quando suoni un campanello non lo trovi mai. Le elezioni non si vincono in quel modo, ma si vincono così. Io avevo un appuntamento con la chiamo Rossellina ormai da tanti anni, mi hanno detto 2 ragazzi della scorta, 2 carabinieri, dice guardi ministro che lei quando arriva c'era qualcuno aspettare, dice come si fa? Dice ma molto semplice, nel senso che sono usciti dall'autostrada e hanno visto la bandiera del partito. Ecco, era il modo migliore per far riconoscere una comunità. Voi avete la possibilità di votare. La cosa va un po' meglio in Italia perché abbiamo candidati sindaci in centri medio-grandi, perlomeno 2-3 per regione, di un certo peso, conquistati sia d'accordo con il PD, sia, come è successo a me in Toscana, in opposizione al Partito Democratico. Noi siamo un partito piccolo, ma i partiti piccoli non obbligatoriamente devono sempre fregare la testa. Quando ci sono delle buone ragioni è bene schiena dritta. Alzarla, sì. Quindi ci sono candidati socialisti a sindaco in una 35ina di comuni italiani medio-grandi, fra cui questo, 1/3 sono donne, ed è una novità per noi importante che va coltivata. Voi avete la possibilità di accoppiarne 2, è un colpo di culo che non vi ricapita. Non vi ricapita, perché 2 una volta sola è una rarità. Provate a esercitarlo al meglio. Bocca al lupo Rossella.